La sua è una bella storia di passione per lo sport e per il calcio, un esempio di impegno e entusiasmo da imitare anche per tanti ragazzi. Sergio Penzo è un calciatore da record, fa parte ed è tesserato per l'Associazione Sportiva Veterani Serenissima di Venezia. Ha compiuto 80 anni lo scorso 3 aprile e continua a giocare. E non si pensi al calcetto o a un campo ristretto. Sergio governa il centrocampo in un campo regolamentare. Siamo andati a trovarlo al campo sportivo Jacopo Reggio delle Terre Perse, a Lido di Venezia, un sabato mattina. Una volta quando vediamo Puttei ti viene da pensare, quando vediamo Puttei, gli altri, adesso che c'è tennis, pallavolo, pattinaggio, c'è un sacco di sport a Lido, no? Agli anni miei, gli anni 55 che ero a Lido, che sei dal 51 che stavo a Lido, quando andavamo a casa dalle elementari, buttammo al cartella, andavamo a giocare al calcio e torniamo a casa alle 7 della sera, senza fare merenda, perché chi anni non c'era merenda. Adesso che c'è merenda, le patatine, te che robette ha. E torniamo a casa alle 7 della sera e troviamo a mangiare qualcosa. Ecco, dopo questo qua, ho fatto il militare 2 anni a Bordo Vespucci, da Poaretto, no, ho fatto che ho avuto delle esperienze enormi, ho giocato a Nettuno diversi anni. Dopo sono andato alla CTV e dalla CTV ho portato i battelli della CTV e sono andato in pensione. Ho sempre continuato a giocare, molto probabilmente sono anche fortunato, tra l'altro, oltre a passione per il calcio che ho, no, tuttora adesso, nonostante l'età, sono fortunato che non sono visto infortuni, no. Adesso qua siamo 80 anni, spero di andare avanti ancora qualche altro annetto. Svelato il segreto di una forma così invidiabile, sentiamo il presidente dando appuntamento a tutti alla prossima partita. Noi ci ritroviamo anche ogni tanto a fare delle manifestazioni amichevoli anche con paesi stranieri come Austria e Croazia e con chi ha il piacere di giocare con noi, soprattutto per stare insieme in amicizia e convivialità. E Sergio fa parte di uno di noi, siamo onorati di avere Sergio nella nostra squadra.